Settima e conclusiva dal Savio di Cesena, una prova per femmine di 4 anni, non vincitrici di 12.000 euro nella carriera. Non partente Beatrice FS che aveva il numero allo steccato. E allora si parte a contare da 2 con Beatrice Dor, Gennaro Pacileo, 3 Baltic Mabel FM, VP dell'Annunziata, 4 Bellucci, Carmine Piscuoglio, 5 Olli Molli, Roberto Vecchione, 6 Borussia, Massimo Barbini, in seconda fila 7 Brendas, Tommaso Gambino, 8 Bella Lakshmi, Edoardo Loccisano. L'allineamento va a formarsi con decisamente staccata dall'ala Bellucci, che parte molto piano, il galoppo di Beatrice Dor, e si parte con Olli Molli e Baltic Mabel FM che vanno subito a lottare. Vuole andare davanti Roberto Vecchione, cerca di mantenere i piedi dentro VP dell'Annunziata, galoppa Olli Molli e allora rimane al comando Baltic Mabel FM nei confronti di Bella Lakshmi, che è già seconda alla corda avanti a Borussia. Quindi in quarta posizione Brendas, segue e cerca di ricongiungersi Bellucci. 14,6 per i primi 200 metri di corsa, con Baltic Mabel FM in vantaggio nei confronti di Bella Lakshmi, seconda alla corda, poi Borussia, quindi Brendas alla retroguardia, Bellucci sono rimaste in 5 e sono disposte in fila indiana. 30,5 i primi 400 metri di corsa, stoppata decisa da parte di Baltic Mabel FM sulla curva, 17,4 sul mio la frazione, e si viene al passaggio davanti alle tribune. Baltic Mabel in vantaggio nei confronti di Bella Lakshmi, quindi Borussia, Brendas e Bellucci. Si va veramente da treno, tanto che Bella Lakshmi dalla seconda posizione alla corda tende a spostare. Si è imbambolata un pochettino Baltic Mabel FM, che deve essere richiesta per ripartire sotto la minaccia esterna da parte di Bella Lakshmi. Si riprende Baltic Mabel, c'è stato un 16,5 davanti alle tribune, il primo chilometro va via in 1,26, in vantaggio Baltic Mabel, all'esterno Bella Lakshmi, Borussia che le segue, quindi ancora Brendas, mentre ha perso contatto Bellucci. Quando siamo a 450 dalla conclusione cerca di difendersi all'avanguardia Baltic Mabel FM, ma Bella Lakshmi è insistente al largo, 14,2 di frazione, si lancia sulla curva Baltic Mabel FM che cerca di guadagnare sull'avversaria che deve fare più strada, poi Borussia che ha perso qualche battuta, l'ultima curva passata ancora in 14,5, in vantaggio Baltic Mabel FM, prova ad arrivare Bella Lakshmi al largo, Baltic Mabel si difende al largo Bella Lakshmi, ma Baltic Mabel FM ha fermato abbastanza per poter venire a concludere vincitrice nei confronti di Bella Lakshmi, che finisce seconda. Al terzo è Borussia. 29,3 l'arrivo, 1,17,1 il ragguaglio cronometrico, un super stop e poi go per VP dell'Annunziata e Baltic Mabel FM, che vincono la prima corsa della carriera per la figlia di Equinox B, allenata da Giuseppe Citarella, di proprietà del signor Michele Coccia, che porta a casa il successo alla settima e conclusiva dal Savio di Cesena, VP dell'Annunziata e Baltic Mabel FM.